Buonasera, bentrovati al telegiornale di Telefriuli. Apriamo con alcune notizie di cronaca. I militari della stazione di Codroipo hanno tratto in arresto un cittadino italiano, 42enne, resosi responsabile di 2 furti nella nottata, nonché di una tentata rapina ed ulteriori 2 furti nei giorni scorsi. L'intervento dei militari dell'Arma è stato possibile grazie alla segnalazione di una cittadina che, avendo sentito forti rumori provenienti da una cassetta dell'acqua, ha immediatamente chiamato il 112. Le indagini sviluppate nell'immediatezza hanno consentito agli operanti di accertare che l'uomo si era altresì reso responsabile di analoghi furti e danni di cassette dell'acqua ubicate a Gradisca di Sedegliano e a Meretto di Tomba. La perquisizione effettuata dai militari a carico dell'uomo ha consentito di rinvenire e sequestrare i materiali di cui vedete nella foto. La Guardia di Finanza di Udine ha sequestrato 180.000 euro a un cittadino italiano residente a Milano mentre a bordo della sua auto stava entrando in territorio nazionale. Il denaro era occultato nella giacca. Nel domandare all'uomo se era in possesso di valuta o merci da dichiarare, la pattuglia delle Fiamme Gialle ha constatato che il soggetto rispondeva negativamente, palesando tuttavia un notevole nervosismo e preoccupazione, comportamento che ha insospettito i finanzieri, che hanno quindi proceduto a una approfondita ispezione dell'autoveicolo e del conducente, rinvenendo all'interno della giacca indossata da quest'ultimo la considerevole somma in contanti di 180.000 euro, suddivisa in 300 banconote con taglio da 500 euro, 50 banconote da 100 e 500 banconote da 50 euro. È arrivata a 21 km la coda sulla A23 nel tratto Udine Nord, nodo di Palmanova, dove questo asse autostradale si interconnette con la A4 Trieste-Venezia. Il traffico, infatti, come ampiamente previsto, è stato molto intenso, 3.000 veicoli ora in direzione Venezia e 2.500 da Udine Sud in direzione Venezia. Si tratta per la maggior parte di turisti stranieri che scendono verso il mare. L'incidente, che ha creato più problemi, è accaduto fra San Giorgio di Nogaro e La Tisana, che ha coinvolto 6 veicoli, una parte dei quali in corsia di sorpasso. In precedenza altri 2, uno fra La Tisana e San Giorgio in direzione Trieste e un secondo fra Re di Puglia e Trieste Lisert, avevano già causato forti rallentamenti alla circolazione, ora risolti. Momenti di tensione ieri sera al concerto di Antonello Venditti al Parco Europa di Cervignano, un evento da 2.000 persone. Protagonista della vicenda un 31enne udinese in preda ai fumi dell'alcol. L'uomo, esordito con le sue gesta tentando di salire sul palco, ma è stato allontanato subito dal personale di servizio, poi ha proseguito in un chiosco dove per futili motivi ha iniziato a discutere animatamente con un altro ragazzo. In pochi minuti è scoppiata una lite, è sfociata una serie di colpi proibiti. Per far terminare l'episodio sono prima intervenuti alcuni dei numerosi presenti e successivamente i carabinieri della stazione di Cervignano presenti sul posto per garantire la sicurezza della manifestazione. Feriti carabinieri e operatori della Croce Verde. Le immagini sono del collega Massimo Radina. Per lo Stato il terremoto del Friuli è stato un vero affare. Infatti la tassa introdotta per finanziare la ricostruzione ha reso molto più degli investimenti fatti e quanto sostiene un dossier pubblicato oggi. Il servizio di Rossano Cattivello. L'analisi statistica pubblicata oggi dalla CGIA di Mestre è destinata a suscitare polemiche che interessano anche il Friuli. Cosa denuncia il centro studi? Negli ultimi 50 anni lo Stato italiano, con la scusa di reperire risorse per la ricostruzione di zone colpite da terremoto, ha introdotto incrementi delle accise sui carburanti. Un aumento fiscale che ha colpito tutti i cittadini e che è stato digerito per lo spirito di solidarietà nell'opinione pubblica. C'è però un problema secondo la CGIA. Infatti, finita la ricostruzione, l'obolo obbligatorio per gli automobilisti non è stato tolto e così lo Stato ha continuato a incamerare il gettito. In termini numerici, gli italiani hanno pagato 145 miliardi di euro per piani di ricostruzioni che sono costati invece 70 miliardi, cioè meno della metà. Per quanto ci riguarda, dopo il terremoto del 76, il governo Moro aveva introdotto un aumento di accisa di 99 lire al litro, una sovrattassa che non è mai più stata tolta.
Così da quell'anno fino al 2015 questa imposta ha garantito un gettito di oltre 78 miliardi di euro nominali, mentre per gli ingegneri la ricostruzione è costata 4 miliardi e 700 milioni, sempre nominali. Attualizzando i numeri al valore corrente, risulta che se la ricostruzione del Friuli è costata 18 miliardi e mezzo, lo Stato ha incassato oltre 146 miliardi. Ora possiamo chiedere a Roma il saldo di quanto ci spetta? Oltre 600 piatti di pasta alla matriciana serviti in poco più di un'ora da alcuni dei 28 sindaci della Carnia, camerieri e cuochi per l'occasione. È un successo oggi la raccolta fondi a Cadunea di Tolmezzo. Capofila dell'iniziativa il sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo. Ai fondi raccolti si aggiungeranno apposite somme che ogni singola amministrazione comunale della Carnia donerà per un apposito progetto mirato a beneficio delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto scorso. I 28 sindaci della Carnia, rappresentanti per solidarietà, capofila il sindaco di Tolmezzo. Sì, davvero è un momento di unione di un territorio intero che si vuole spendere a favore di chi per un avvento avverso e tragico della natura sta soffrendo oggi. Allora cosa abbiamo pensato? Persone che provengono da territori diversi, appartenenze politiche differenti, non c'entra niente, dobbiamo tirarci sulle maniche e darci da fare per raccogliere dei fondi. Lo stiamo facendo qui a Cadunea, appunto, è tutto esemplificato anche da questa rappresentazione, la Carnia è con voi, facciamo una amatriciana, la cuciniamo grazie davvero all'ospitalità e al contributo qua della locale associazione, del comitato, di tutta la comunità di Cadunea e poi serviremo i piatti ai cittadini e raccoglieremo dei fondi che poi sommeremo assieme a quanto le amministrazioni comunali metteranno assieme e con calma nei prossimi mesi sceglieremo un progetto concreto, puntuale, dove poter andare a dire la Carnia ha realizzato qualcosa di concreto per voi. Ecco, tua mamma di Amatrice perciò ha inciso anche questo sotto l'aspetto emotivo e per questo ti sei sentito ancora più coinvolto da questo progetto solidale. Ma diciamo che questo ha favorito il collegamento con la realtà di Amatrice, a incidere per me, ma penso come qualsiasi friulano, è quello che abbiamo provato. Io avevo 4 anni all'epoca e mi è rimasta dentro, tanto che quella volta mi raccontano che quando mi portarono fuori da casa piangendo perché c'era questo boato disumano, io dissi mamma moriamo, e era la percezione di un bambino della morte, e quindi un qualcosa che non avevo mai avuto. E allora io, ma come tutti i friulani, ce lo portiamo con noi, quindi che sia Amatrice, che sia l'Aquila, che sia il Nepal, perché abbiamo lavorato anche sul Nepal come Conca Tolmezzina, scatta immediata una forma di empatia e di solidarietà. Quindi certo, poi Amatrice, mia mamma è di Amatrice, facciamo la matriciana e siamo qui a partire da quel piatto per raccogliere i fondi. Qual è lo scenario che si prefigura per il 1° gennaio 2017 nella gestione dell'edilizia scolastica? Secondo il Presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini, è un'edilizia che ha bisogno di grossi interventi. Dettagli nell'intervista. Alla luce degli ultimi avvenimenti dei terremoti che hanno colpito il centro Italia, l'edilizia scolastica qui nella nostra provincia è ancora un'edilizia che ha bisogno di grossi interventi. Adesso con la creazione dell'UTI e con la scomparsa delle province c'è il tentativo di trasferire le proprietà, ma anche la gestione, che è la cosa più delicata, delle scuole superiori. Sto parlando di 130 edifici. 27.000 ragazzi che studiano nelle scuole che sono da noi gestite, quindi una realtà molto ampia e molto complessa che va da Lignano fino a Tarvisio. Ecco, queste realtà dovranno essere gestite dalle UTI, ma le UTI ancora purtroppo non sono partite, almeno non tutte, quindi c'è una situazione abbastanza variegata. Allora la Regione ha pensato in questa situazione di dare alla UTI dell'Udinese il compito magari di gestire tutte le scuole superiori. Allora la domanda che faccio io, ma perché non vuoi lasciare la provincia di Udine almeno ancora per 1 anno e mezzo
prima di arrivare alle decisioni complete, al trasferimento completo, la gestione di questo settore, perché noi abbiamo una squadra dedicata, abbiamo 26 persone che seguono l'edilizia scolastica, abbiamo una competenza ormai consolidata, sviluppata in tanti anni di amministrazione e quindi siamo competenti nel gestire questi edifici. La Regione lasciaci ancora per un periodo di tempo questo servizio, fino a quando chiuderemo i battenti, perché la provincia di Udine, a differenza delle altre 3 province, chiuderà i battenti nel 2018. Entro l'estate 2017 verranno aperti i cantieri per la realizzazione di 2 rotatorie lungo la strada provinciale 6 della circonvallazione di Fiume Veneto. Uno degli obiettivi fissati nel corso di un incontro a Udine tra l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Maria Grazia Santoro, il sindaco e il vice sindaco di Fiume Veneto Cristian Vacchere e Maurizio Simonin, il presidente di Friuli Venezia Giulia Strade Giorgio Damiani e i tecnici provinciali e regionali per fare il punto su alcune opere infrastrutturali relative all'asse Azzano X Pasiano di Pordenone dopo il passaggio della provincia alla regione della proprietà e della gestione della rete viaria provinciale. Il cronoprogramma concordato prevede l'appalto dei lavori entro marzo e l'avvio dei cantieri entro la fine dell'estate del prossimo anno. Contestualmente si è stabilito di affidare a Friuli Venezia Giulia Strade anche la progettazione dell'allargamento del tratto centrale della strada provinciale 6 che da Rivate porta a San Vito. Per quest'opera la progettazione è prevista nel 2017 e l'avvio dei lavori nel 2018. Prodotti e pietanze provenienti da tutto il mondo, street food da leccarsi i baffi, osterie e ciccherie tra le strade del centro storico, ma anche protagonisti assoluti dell'universo culinario ed enogastronomico, stelle del firmamento televisivo e chef che le stelle le portano orgogliosamente sul bavero della giacca. È tutto pronto per la 13ª edizione di Gusti di Frontiera, che partirà da giovedì 22 settembre, la più importante manifestazione enogastronomica del Triveneto, capace di attirare lo scorso anno a Gorizia oltre 500.000 di affamati visitatori che quest'anno potranno applaudire anche nomi come Alessandro Borghese, Paola Marella ed Edoardo Raspelli, tanto per citare alcuni degli ospiti che animeranno il ricchissimo calendario del Salotto del Gusto, il contenitore culturale che nei 4 giorni della Kermesse proporrà show cooking, presentazioni, dibattiti e conferenze dedicate al mondo del cibo. Non mancherà poi la consegna del premio Gusti di Frontiera 2016 che sarà attribuito al critico enogastronomico italiano che meglio ha valorizzato la cultura enogastronomica e i prodotti locali. Siamo allo sport, l'Udinese Duvan Zapata ha portato in vantaggio oggi i bianconeri nell'amichevole internazionale contro Olimpia Lubiana, risponde lei che poi Terò su rigore, nella ripresa il centro di Felipe ha chiuso il match. 3-1, intercettato in esclusiva da Udinese Blog, il Paron Giampaolo Pozzo ha detto: sono rimasto soddisfatto, ho visto buone cose dai giovani. Ascoltiamo il tecnico Iacchini, intervistato da Monica Tosolini con le riprese di Piero Govoni. Abbiamo portato avanti ancora un certo tipo di lavoro, di percorso tecnico-tattico, anche se ovviamente tanti ragazzi non c'erano, quindi erano fuori con le rispettive nazionali, ma con i ragazzi che sono rimasti abbiamo potuto lavorare ancora su alcuni concetti, quindi ancora c'è tanto da fare, però ecco, ho visto delle buone cose, la ricerca di voler andare a migliorare, aumentare il possesso palla, le giocate in verticale, insomma, e quindi alcuni meccanismi sui quali ovviamente avremo bisogno di lavorare ancora. So che magari non le piace parlare dei singoli, però oggi è importante il ritorno di Vaghè in campo dal primo minuto da titolare e anche questo Coombs che ha strappato diversi applausi dal pubblico. Ma sì, vabbè, Vaghè, anche Terò che non giocavano da tanto tempo per rispettive problematiche fisiche che avevano anche avuto. E poi vabbè, per quanto riguarda Coombs è un ragazzo che avevamo seguito, avevamo visto in DVD sia gli osservatori che noi dello staff tecnico e quindi avevamo individuato un po' in lui il giocatore che poteva magari darci un contributo e poteva inserirsi nel nostro organico, quindi adesso avremo bisogno di lavorare perché ancora anche lui ha margini di crescita sotto l'aspetto tattico, perché ovviamente in Italia sappiamo che l'aspetto tattico è importante, però insomma già gli si riconoscono delle caratteristiche che insomma possono essere importanti anche per noi. Il telegiornale termina qui, ma l'informazione di Telefriuli tornerà puntuale lunedì con ore 7, quindi riprenderà la programmazione autunno-inverno. Grazie per l'attenzione, buona serata e buon weekend.